Ecco, l'area Carnelli necessita però di una bonifica importante. Come sarà il ruolo del comune? Cioè, sarete lì a controllare che le cose vengano fatte? Guardi, il comune ha posto questa precondizione, cioè per fare qualsiasi cosa bisogna bonificare. Il valore di quell'area è sempre stato inferiore al suo valore potenziale proprio perché è gravata da dei costi. Staremo attenti che questo avvenga, ma non ho dubbio che sia anche nella volontà dell'acquirente quella di procedere e realizzare le sue belle cose nel pulito. È un guadagno per tutti, sicuro. Sicuramente sì, ma si parlava di una cifra importante all'epoca in quei consigli comunali di quasi 2 milioni di euro. Sì, però tenga conto che le tecnologie di disinquinamento sono cambiate. Io confido che si possa oggi adoperare qualcos'altro che non sia il mero scavo di un'enormità di terreno da portare poi a risulta come era 20-30 anni fa che si pensava. Oggi so che ci sono altre tecnologie, credo che non sia un bagno di sangue per chi è chiamato ad intervenire, l'importante è che il lavoro venga fatto bene.